Queste non sono cuffie per ascoltare la musica, sono autoprotettori. Il rumore negli ambienti di lavoro è causa circa del 15% delle malattie professionali in Italia e i danni conseguenti sono di natura irreversibile. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio rumore e per far ciò deve utilizzare appositi strumenti di misura. Questo è un fonometro. A seguito della valutazione del rischio, il datore di lavoro deve adottare le misure più efficaci per ridurre il rischio da rumore, a cui sono esposti ovviamente i lavoratori. Tra le varie misure di sicurezza da adottare troviamo i dispositivi di protezione, come le cuffie, i tappi e poi gli archetti. Questi sono dispositivi di protezione individuale di terza categoria. Il decreto legislativo 81 prevede che prima di consegnare un dispositivo di protezione individuale di terza categoria, il datore di lavoro abbia l'obbligo non solo di formare il lavoratore, ma anche di addestrarlo al suo corretto utilizzo. Vediamo ora come indossare correttamente i vari dispositivi, cominciando dagli inserti auricolari in schiuma poliuretanica. La prima cosa da fare, ovviamente, è di avere le mani pulite. Quindi è necessario affusolare e comprimere l'inserto auricolare fino ad ottenere un cilindro molto sottile. È molto importante questa operazione, perché se l'inserto non viene modellato bene, poi quest'ultimo tenderà ad uscire dal condotto uditivo. Tenendo l'inserto compresso, inserirlo bene nel condotto uditivo. Mentre si inserisce l'inserto è necessario passare il braccio dietro la testa e allo stesso tempo si tira l'orecchio verso l'esterno e verso l'alto. In tal modo si raddrizza il condotto uditivo. L'inserto risulterà ben inserito se non va ad occupare parte del padiglione auricolare. Tenere l'inserto quindi premuto nell'orecchio per almeno 10 secondi e quindi rilasciare il tutto. Lo stesso procedimento dovrà essere seguito per l'altro orecchio. Se invece si dispone di inserti preformati, che sono riutilizzabili, l'operazione di affusolamento non risulta ovviamente necessaria. Quindi si passa direttamente all'inserimento nel condotto uditivo dell'inserto, procedendo in modo analogo al caso precedente. Si prende l'inserto dallo stelo e, per facilitare la fase di inserimento nel condotto uditivo, si può effettuare un leggero movimento rotatorio. Anche per togliere l'inserto è opportuno effettuare un leggero movimento rotatorio. Se si dispone di inserti auricolari con l'archetto, il corretto indossamento prevede quanto segue. L'archetto va posizionato sotto il mento o dietro la nuca, prevedendo ad allargare l'archetto con le mani e posizionando i tamponi all'imbocco del canale uditivo. Quindi si procede con il passare il braccio dietro la testa e quindi si tira l'orecchio verso l'esterno e verso l'alto, in modo da raddrizzare il condotto uditivo. A questo punto si farà aderire bene il tampone all'imbocco del canale auricolare. Si ripete l'operazione con la seconda estremità dell'archetto. Nel caso di utilizzo delle cuffie, innanzitutto è necessario estendere le coppe delle cuffie. Quindi si posizionano le coppe sopra le orecchie, provvedendo a far scorrere la bardatura verso il basso. Prima di posizionare le coppe sopra le orecchie è necessario allontanare eventuali capelli lunghi che possono frapporsi tra l'orecchio e la coppa, riducendo in questo modo l'efficienza protettiva delle cuffie. Seguire queste piccole indicazioni aiuta a proteggersi dal rumore e quindi a proteggere la nostra salute.